Benius una puntata noa de Saianna de su tempus, un viaggio intrus de sprendas de s'archeologia sarda. In questa puntata euso a questionare de su fenomeno dell'urbanesimo in Sardegna. Secondo sa storiografia tradizionale, funt stetius is fenizius, chi funt benius de su Libano, accanto de su XVIII secolo annantis de Cristu, a fondare in Sardegna cittadis sigumenti Carales, Nora, Sulchi, Tarros e Medasatras. S'archeologia ufficiale però si narra che funt logus già bivius dei sardus in età di nuragesa e antibivi un adelantamento che andara de subidargiu finzas a sa zittadi. Dunque sa sapere quali est stetiu s'apportu mannu che sardus antidonau a sa naschida de s'adelantamento de s'urbanesimo in Sardegna. In oggi siamo in sa parte prus interna de su nuragi. Annantis e mei sa turri principali, sa chinarau su mastio, e su cortili, un cortili particolari poitta esti de forma quadrara e non tunda come in atrus scortilisi. E por esubire i murus fattus con questa perda vulcanica, una perda chi antipigau sul logu e a intra una perda e s'altra per subire is perdas più pitticheddas, sa terra e s'argida. A manu diretta beus una scala che portara in pizzus de su nuragi, de onde si biera tutto su panorama, tutto su sartu che esti accanto de su nuragi. E a palas un corridoio che esti forse sa parte più antica de tutto su nuragi. In moi sigheus passaus in quest'altro corridoio più pittico, fatto sempre con questa perda vulcanica, sa grovettura a piattabanda e arribaus a s'altro cortili, un cortili più mannu, un cortili fatto con una forma che non è proprio quadrangolare, è una forma ellissoidale e per subire in oggi si intrada da un'altra torre, sa torre più intatta di tutto su nuragi che tenere ancora sa tolos. E sigheus in quest'altro corridoio, come ti biesi, su nuragi esti mannu, ma esti puro difficili come struttura. In oggi arribaus sì che a s'intrada principale, questa che viera comunque non sul livello della terra, ma comunque più in alto. Sigheus su cammino in questa scala che si portara in su cortili più esterno, per esubire in oggi sempre i muras ciclopicas de su nuragi. Una parte de su nuragi è stata sgavata già a s'inizio del 1900, ma si scavos più importanti durante i fattus entro il 2000 e 2010.
scavus che hanno fatto bessire a pillu materiali che bandara dessa prima fase dell'età nuragica fino alle fasi più recenti. E in età romana, in pizzus del nuragi, hanno fatto un tempio dedicato alla divinità di Demetra. E noi sigheus andiamo a vedere un altro cortile che è intruso de Sadurri e su muro che narrà su bastione. A mano diretta un'entrata ancora de sgavai, un'entrata ancora prena de terra. E noi già intrusu, seus in su cortile prumannu de su nuragi, per subire tutto isperdas a mannas che ne vuti a rutas de sparti artas. In sparti artas, in età romana, hanno fatto un tempio dedicato alla divinità di Demetra. Ma ancora prima, in oggi, dove era sicuramente una parte sacra dell'età nuragica, tardo nuragica, poi gli archeologi hanno agattato proprio in Gunis una perda che tenia a intrusu una spada de bronzo che era bloccata a intrusu di una grappa de prumbo. E dunque siamo arrivati in questa parte esterna, a mano diretta abbiamo una dei sturrisi del nuragi, a mano manca invece una dei sturrisi de Sante Murale, e stanno su muro che accortillara tutto su nuragi. La verità che anti un perau in oggi, in età nuragica, è una verità vulcanica, una verità che però già in età nuragica sicuramente ha presentato problemi come per subire noi de crepas e anti più torrai a fare una parte de Sadurri poi sicuramente si viera asciusciata e in oggi per subire un altro tipo di perda, una perda più compatta, più resistente che in origine viada in parti più artas de su nuragi. Per subire pure in sa parte bassa isperdas prumannas chi arziaus a bello invece due punti isperdas prus pitticas, prus levias duncas. In oggi invece dove est su muro de su bastioni, in oggi c'è ancora mera de sgavai per subire tutta sa terra accumulara a intro de 1000 annus o prusu e moi besseus e bieus s'altra parte de su nuragi, una parte che è stata scavata uno scanto di anni oe che ari torrava a pillo un puzzu, sicuramente un puzzu con funzioni sacras. Ora subire noi l'ultima parte bivia della struttura. In oggi, in sedadi e su ferro, hanno fatto una specie di teatro, poi rituali accappiato a s'acqua. Difatti, sempre in sedadi e su ferro, hanno scavato un puzzo fonduto più di 10 metri. Su puzzo in sa parte bassa è ancora da scavare, da indagare, ma sicuramente gli archeologi hanno agattato repertus importanti. Si può entrare in sa baracca dei Sattobius. Questo edificio da riscavato su 1912 l'archeologo Antonio Taramelli. Noi abbiamo intruso come è fatto. Teneus una baracca di forma d'onda, in basso cussus che naraus banconi sedile e i murus de sa baracca vunti aggettantis. In origine sicuramente questa struttura tenia una grovettura de linna e de valla, in oggi s'attopianta sicuramente i nobili della civiltà nuragesa.
Agora de su sgavu de Taramelli, de su 1912, in oggi in bascius attivato, quando fiat sa seconda guerra mondiale, una specie di batteria antiaerea. In oggi per subire i murus di questa batteria, sicché attento una vita nuova questo edificio. Imo besseus andaus a vedere tutta s'altra parte de sa bidda. Questa bidda manna 7 ettaros, sicché sicuramente una dei sprumannas de tutta sa Sardigna. In plus teneus su nuragi, chi tenere uno scanto de Durrisi, con Sante Murale, e sapere pure su panorama, sa vista chi teneus, da una parte teneus su mare, su Gulfo de su Lioni, che oggi zerriaus pan di zucchero, a s'altra parte sa mina de Serucci. Sa mina de Serucci è stata sa mina de Gravoni, prumanna de tutta s'Italia, e s'ultima chi ha serrau uno scanto de annus a oi, in cui si hanno traballato mille e mille minadoris. In plus, in oggi potremo subire a sutta di questo busco dove funt uno scanto de domus de Gianas, de tumba de gigantis. Su che avarra noi è perda manna meda, entra una perda e s'altra, abbiamo ancora sa terra, s'argilla che hanno imperau, po' compattai insomma questa struttura. Dunque besseus e sapere tutta s'altra parte de su situ nuragicu. Uno dei primi prazzas dessa storia dessa Sardigna è proprio questa. Sicuramente, quando diveniant de Ovrecitrogiu i mercantis, fenizius o miceneus, s'attobiant in noi su centru e vendiant is produsus de sa terra o is prendas. E teneus a giru uno scantu de apposentus a undi sa gente dromiera o a parrara per uno scanteddisi, po' bendi o scambiai i mercisi. Funti sempre apposentus de perda, de forma circolari, e s'agrobettura viada de linna, de truncus, de palla, de folla. Imo intraus a intro de un apposentu chi nosu tecnicamente zerriaus rotonda. Poreus subire uno scanto de cadiras de perda, forsis in su centru, in noi dove fiera un lacco chi teniera s'acqua chi a primu veniera callentara, in gunisi onde doiesti questa perdas po tenni su fogu. E a giru uno scanto de partis a onde si poniera su gravoni. In oggi invece beus un'altra parte, una scatola de perda, forse noi coginantano, dusceus, su sgavu d'antivatto in annus 80, ante agattà uno scanto de broinas de argilla, ma pure altro repertus de altro materiali. Eus questionau de biddas. Dunque, quando nascere sa bidda o sa zittadi in Sardegna, castiendi tutto gusto, per eso non pensai che non si era già una zittadi che nascere accanto de su de dogi secolo annantis de Cristo. E come ti tutto i biddas, cussa de Serucci puru, teneri is arrugas a intro de sa zittadi. Custas arrugas serbiant sicuramente po fare passare non sceti is personis, ma pure is carros, is animalis, is carros chi teniant a intro sa perda po fraigai totu is atras strutturas. Poita
questa bidda è importante. Prima di tutto poiché è una delle più antiche della Sardegna e agora poiché è una delle più mannas che ponneri in comunicazioni sa parte del summari con sa parte più interna. Questa zona, Sigresienti, è una delle più ricche di minieras, di mineralisi, ma pure di metallos di tutta la Sardegna, che sicuramente i mercanti di arribanta di Obrigidrogiu può commerciare e può comprare sa pratta che si pigara dei minas de Sigresienti. Chi ho deciso di andare a visitare un giasso archeologico, su chi biesu funti a ruinas, funti arrastus de muros. E depeus imperai immaginazioni, poi tornare su passato e cercare di comprendere come ti vianta in origini. Certo, sa tecnologia o esaggiurara a fare tutto gusto. E sapere dunque a commenti via da su giasso del Montesirai più di 2000 anni oi, quando vi era bivio dei sardus anticos. Torna su grazie a dunque a regione autonoma della Sardegna, pose si donau questo firmau. Serente a sa bida de Garbonia, in un montrigu de 191 metros de artaria, van soffraios fenizio punicus de Monte Sirai. Sende che esprusinarto de sa campura, Monte Sirai fia di stato un obidizzolo de importumannu già da sedade neolitica. Prusanottu piantistato su Fenizio de Sulchi, che ribeianta dai gussa Ghioa in Die e Sant'Antiogu, ande vagano una posentata e a li dare su numene e chi su significato suo in sa lingua antica e soro, Galo non si comprende. Mancarichi in tempo scolados, lei anta cappiato a sallega Venezia sur, Rocca e Scoglio. A furio de su chimichento sobaranta ananti de Cristoso, Cartagine queria conquistare sa Sardegna, ma una groba de cittade fenizzas intre de gustas Sulcis e Monte Sirai, aienta torrato su nono. A Pustis, Cartagine aia mandato in Sardegna un secondo esercito che ha disciusciato bellettottu a Monte Sirai. Aia torrato a strantaggiare a furio de su 360 ananti de Cristos, quando Cartagine tutto aia asseverato de fortiare parizza bida de sa Sardegna e intre de gustas Monte Sirai. Ma a Pusti de su 238 ananti de Cristos, sanno de sa colada de sa Sardegna sutta de Roma, sa fortificazione che lei han gettata a terra. Su Vraigo lei han tornato a sestare che a modello urbanistico e han pesato battori sterrimenta de domo in filera. Accabende su de 2 secoli e a inghizo de su primo secolo ananti de Cristos, Monte Sirai isparissia de su dottu, forsis pronega de sa repressione po sa rebellias, o pro su disterru forzato fatto da Roma, o pro un abbandono fatto all'enaleno. In sabidda non mi via prunemos franco carchiborta intre de su de 4 e su de 7 secolos pusti de Cristos. Tornende a ammentare si storia sua, s'apposentata de Monte Sirai, via parzita in tres. Sul luogo dei stare, su dretto de primore che est in sa parte meridionale, su Tofet, posto in sala settentrionale, e sa dua necropolis, postas in sabadde chi schirria su Tofet de sa vidda. Deso restos chi si poden biere oe, chi sun de sos ultimo fraigos, essi da campo commente sa cultura pro de primore de Monte Sirai fi accussa urbana. Sa bidda tene 3 partes parallelas, chi la mutint isule, cada una distinta da una lettera differente, A, B e C. Sa prima isula, che est innanti de soffraigo dei stare, est un diretto sagrado de Balia, chi luzerian tempio de Astarte, che aiant agattato una statua de femmina chi retrattaia ad una divinidade. In Sisula B, sa domo de Monte Sirai fian fraigata stottus a furio d'una corte e sa domo Fantar est un esempio latino e claru. Sa apertura e bia che tenia caraforas
fia s'intrada a passadizzu, aderetta de s'intrada un aposentu serbiada che a magasinu, con sostraste de sortu o forse sfia una bottega. In intro de domo, cara s'intrada manna, vi vieta una coghina con un balcone de pedra può maniare su mandicu. Sa corte fia da su drettu per un mannu de sa domo, e bigolliada con istergio manno saba proina chi galaia da sa scoperturas. Custa genia de domo, chi sos aposento suo s'accaran facca sa corte de intro, est una cosa distinta de su mundu punicu. Sos aposentos prus famados de su vraigu sunt, in pru de sa domo fantar, sa domo Amadasi e sa domo de Tuvu iscoverta pagu tempus a como. In sisula C, badintama sa domo de sul lumenario de pedra modde, fraigu chi lea su numene da una losa fatta con custo materiale bello e lugido chi l'impittaianta commente il lumenario. Su vraigu de edade Venizia tene 6 aposentos. In fundu de nudrettu lungu, chi stuppa da manu manca de s'intrada, vivia su vughile tundu. A manu deretta, in tamas, vivia sa coghina, con arrastos de su mancu 2 tempos differente de su vraigu suo. Posto in sabadde a nord de Sabidda, vivia su drettu de sa 2 necropolis, con centenas de tumbas e articulaciones e parziduras de importu. Sa prima necropoli, a inchisinadura, impittada in edade finizza, tene tumbas singulas e riba fina sa saidda. Sa seconda necropoli, a interru, impittada in etade punica, tene d'intama streghi tumba sotto da terra. Sa tumba numero 15 tene di scolpita un simbolo de sa dea Tinni, a conche a giosso chi potete essere su conto de sa calada de s'anima cara sa morte o cara s'inferru. Su Tofet de Monte Sirai est in tamas in una terrazza chi s'accara dal nord de sa badde de sa necropoli. Si pensat chi sia da furio de su 360 a.C., tempus cando Cartagine cheria da fortiare sa posentata. Sa losa de su Tofet posso brusa simmigiant a un tempio de carchighetto egiziano, con sas partes connotas del retratos de Golobras, de su guttu tu egiziu, sos pilones e a sul retratto de sa divinidade in meso a sa correddu. Quando a s'inghizzu de su 1800 cominciant a esprimu gicas archeologicas a intrus de sa zittadi de Casteddu, uno dei giassus chi bogant a pillu, oi ancora prus importanti de totu sa Casteddu a Romana, esti sa villa de Tigelio. Chi ne via da Tigelio? Sicuramente est un cantori, un poeta, narasu un artista, amigu de Cesare e de Cleopatra. Ma sa veridade è che in questo luogo gli archeologi hanno agattau 3 domus, una accanto de Satra, che funt stette savregadas a intro de su primo secolo annantis de Cristo, finzas a su de 4 secolo a pustis de Cristo. Nos ses andaus in Cunisi po biri ite este varrau, oi esubiu un arrasto de mosaico, esubiu tutti i murus che funt steti fregaus in edadi a romana. Seus lompius in uno dei monumentos più importanti de sa Casteddu a Romana. Sul luogo è connotu a commenti Villa di Tigelio, seus in su Biginau de Stampagi, in Casteddu, e questo sito è stato scoperto e scavato già in su 1800 de su canonico Giovanni Spano. Mancai di Nanta e questo luogo Villa di Tigelio, esaviri agoa chi ne viera Tigelio,
non esti una bidda scetti, una domus scetti, ma vunti 3 domus accostaras una s'atra. Is atrus gavus dus anti fattus in is annus 50 de genero pesce e s'ultimu in is annus 80. Oi bieus unus cantu de murus de verda, pavimentus, mosaicus, cociopesto, colunnas e capitellus puru. Chi ne vide a Tigelio? Tigelio era un cantadore, amico de Augusto, ma pure de Cesare, de Cleopatra, inimico de Cicerone, chi si du contara de maniera non proprio positiva. In oggi i studiosi anti agattau ceramicas de sedadi romana, anti agattau uno scantu de arrogus de stucco, difatti si teneus sa domu de esi stuccus. E sicuramente tutto i murus de custa domus teniant, a parte sa grobettura dell'inna e de deulas, teniant puru pinturas in i murus. I moi biesi in parti su situ mancai sia Roberto a su turista non può resubire uno scanto de apposentus poita doi esti serba. Sicché eusabiri sughi ancora sagatra, sughi ancora si allogara, mancai funti passaus 2000 annus. Può resubire oggi in pizzus de su muro uno scanto de capitellus, questo è un capitello ionico, biesi, fatto de verda de Casteddu, uno scanto de colunnas, un raso che duas das anti torraras a fai. E prus intraus a intru, prus esabiri altra cosa, come puzzus, gisterras, poss'acqua. In oggi accanta, a resse 50 metrus, fendi traballus in Sarruga anti agattau una parte del s'acqueduttu de sa Casteddu a Romana. I mo intraus a intrus e bieus totu s'atru chi custu situ sarà mostai. Scetti una minoria dei spartis, dei mosaicus, dei stuccus o dei pinturas chi ia ragattau Giovanni Spanus vonti allogaus finzas a oi. Però ancora può resubiri uno scanto de pavimentus in cociopesto, può resubiri pure uno scanto de murus de colori arrubiu e tutto s'atru può l'astima non este aparrau finzas a nosu. Is scavus de sunau funti primus des annus 80, però su visitatori che intrano oi in questo sito può ribiri arrastus, testimonius de s'antichidadi come questo colore arrubiu che sicuramente dove viera in tutto i murus de sa villa. Su pavimento in cociopesto esti un pavimento che superara in sa Casteddu punica intrus de su quintu e su secondo secolo a.C. e duvadianta ponendi in su propria amalgama craccina e arrastus de argilla, caso che questo è su prototipo de su mosaico de edadi romana, ma ne su pure un mosaicus e mo è da sapere questo che stia parrau in noi. Se entraus in s'apposentu a onde doi esti su mosaico. Questo è un mosaico viticheddu, però se sti conservau bene. Può subire un frori con 6 partisi e un arroghiteddu in mezzo fatto di argilla. Su mosaico è fatto di verda niedda, di verda arba e accanto può subire in giro una spezia di cornici. In oggi biesi ancora una parte vitichedda de pinturas de dadi a romana che noi difunti arruendi. E sempre accanto può subire un tubo de argilla come in gusto che servira per portare s'acqua a intrusu dei apposentus. Quest'acqua dieniera dei gisterras che teneus a intro de su situ
e teniant s'acqua correnti in is aposentos, posi sciacquai, po coginai e cinendi. Come ti vuoi esibire, s'allogano ancora su ciumentu e i steulas chianti un perau po duvonni a intrus de in murus. Sighendi per esibire ancora una tecnica de costruzioni tipica de sa casteddu de dadi punica, dinanta opus africanum, e indieniri in direttura de sa zittadi de Cartagine in Africa, che vi era naraso sa zittadi più importanti de tutto su Mediterraneo entro de su quinto e su de 4 secolo a.C. In sa parte a scurigadroju de su situ, cussa chi s'accarara a via Tigelio, s'agatta tantavuru duas perdas funerarias, sa chi ischizerriaus lapidis funerarias chi tenenti ancora su nomini de su mortu o de sa morta, con is inizialis DM, chi bolinai diis manibus, che est proprio una dedica ais divinidades mani, che funt is divinidades de s'oltretomba. Sa zittadi de Casteddu est una zittadi antica meda, d'ogni orta chi dove funt i cantieris e i sovrajus si ponint a sgavai in s'arruga, mera portas agattant arrastus, testimonius de su passau. Funt testimonius prima de totu de s'edadi romana. In is annos 80 de su Noixentu, fraighendu una parcadroja sutta terra, ant agattau totu unu compressu de edadi romana, a undi dove est ancora un mosaico, un lacu mannu po allogai s'acqua. Sesu chistionendi de su giassu de Viale Triesti 105. In Gunisi ancora oi eusu biu a commenti sa zittadi de Casteddu partiada de sa zona de Piazza Ienne e da Cabada vinzas a sa laguna de Santa Igia, dunque sa viene una zittadi estendi a meta. Nosu si andaus in Gunisi po biri i teste varrau de gusta scrovetta. Uno dei luoghi sicuramente più interessanti de tutto sa Casteddu romana s'agattata a sutta de s'assessorau a su turismu in Viale Triesti in Casteddu. In oggi, in annos 80, su comunu via fraighendi is aparcadrojus po s'assessorau e ante agattau con i mezzu meccanicus partis de una domo pro domus de dadi a romana. S'esti allogata bene una vasca po' contenni s'acqua, difatti si può subire menoi che anti a far dassau de manera che s'acqua non dibessera a fora dei murus. E sighendi questa passillara può subire altri aposentus de perda Casteddaia, come su Tramezzario o perda forti de Casteddu. Chiaramente si mancanta tutto sui bovidas des aposentus, ma si può già fare un'idea de quanto vi era manna tutta questa parte de sa Casteddu prima punica e agoa a romana. Non scetti, in oggi a parte sa vasca, a parte sa aposentus, anti agattau pure una parte de un mosaico che esistettiu sdorroccau con in mezzo su meccanicus e in moi estettiu in parti restaurau. Is archeologus anti agattau in noi a repertus chi si chistionant de una storia che durerà secolo e secolo, che partiri in età di punica, in su quinto secolo annanti de Cristo, e da Cabada finzas a su quarto secolo agoa de Cristo. Funt a repertus de una vita quotidiana, non religiosa, e oggi può subire una moa po su trigu, altros arrogus sempre chi spettant sa messaria. Ma dove esti pure sa parte narasu plus interessanti
anti chi seriaso nobili. In oggi un apposento con un mosaico d'età romana in cui si intrara e in oggi sicuramente doveva qualcuna cosa può fai avetai i ospiti de Saddomu. Su mosaico si sta allogati in una parte, bieus stesseras de colori nieddu, bianco, arrubiu, sicuramente a parte in uso de Salomoni doviano altre figuras che non funt arribadas finzas a oi. Normalmente in ogni puntata si fa subire un video in 3D de Giassus de sa Sardegna antica. Poi però, in maniera straordinaria, si fa subire due videos. Si andaus dunque a Tarros, si andaus in maniera tecnologica e si sono tornaus a Goa de 2000 anni, quando sa città di Saristanesu vividi un periodo di grandi splendori e esti sicuramente in città romana una delle città più belle, più mannas e più ricche di tutta la Sardegna. Dunque, grazie a s'aggiudo della regione autonoma della Sardegna e Sabiri Sadarros de 2000 anni a oi. In si spuntone a strinto e lungo de Cabo Santo Marco, in sa parte sua settentrionale, giusto crovende con sa penisola de Susinis, bisogna sul resto de sa cittade de Tarros. Sa cittade, chi si intrada dai mare, fia sa cagione de sa ricchezza sua, fia posto in luogo buono, in su montrigo glinanta, su muro mannu. Già in tempo romanos, muro grussos e poderosos, in un isfossu profondo, parzianta sta cittade da gale si sia da sartillada fatta da sala de terra. Ischimus, chi in anti galo de son romanos, sempre in cusso montrigu, vivia sa testimonias prus antiga de sa vida umana in su giassu, sa scapannas, dai un ubidizzolo nuragico e Sudofet. Sudofet fia d'una necropoli piesinnada e sagrada e non che voniante, in intro de sas urnas, son restos brusiados de sos pippio nascidos mortos, o mortos luego appusti nascidos. In prusu de su montrigu de su muru mannu, mindadu attiro, cussu de Santo Giovanni, chi venne d'una durre con su mattessi numene, fregada po bardiare sospirata saracenos, quando vivia sa dominazione spagnola. Sintro de Saida de Tarros, lu connoschimus pezzi in sa bisura de sedade romana imperiale, casa cittade, Fenizio Punica, chi badasutta e studate dai soffraigos fattos apustis. Dai su cucolo de su montrigu de su muru mannu, mointe dua bia longa romanas e impedradas, chi vi signan trighingios fatto dai domos e colende in custa dua bies s'arriba da sintro de Saida de sa cittade romana. Sighende camminende, si lompe da una brazzita a forma de triangolo, che dinia di mesu un uvraigo minore, che in desunta varrados pezzi soffundales, forzi su un'edicola sagrada, inue da innantis basso castello macque, uno deposito mannu de aba, pro buffare, data da s'acquedotto de sa cittade. Su castello macque collia de in coreia sabba a sa gente po medio d'una fontana mesudunda posta innantis. In carrerende in saia impedrada si cala dunque scara su mare e s'arriba da su centro de sa vita pubblica de Tarros. A mano diretta, basso basamento di un monumento umano de epoca tardovunica,
chi est inter de su de 4 seculus e su de 3 seculus ananti de Christus. Est un luogo de cultu bogado a campu taccheddende sa roca ponde vagare terrazzas e unas cantas colunnas a rilievu. Cust'opera de primore, che di piede acabare con un altare a sapertu, che l'aian po scattudata son romanos, che abbaian fregato sopra un luogo de cultu, ma de poco contu. Duas colunnas las han torradas a fagare in tempos contemporaneos e si bien accanto a sa costera, su un belle che beru sul resto de cussu che vedono d'impieddu con su porciu. Tres fraigos termales bi sunt in tarros, chi dorrent a sa purrata inter de su de 2 seculus e su de 3 seculus pusti de Christos. Cussu chi sighisti in meggius è serente a sa costera e tene sa caminera distinta de sa sterma romanas. Ispoggiadorgiu, frigidarium, prois piscinadas frittas in 2 brazzittas e 3 aposentos caentados, postos a sala orientale e canteddu sciusciados dai su mare. Su giasso in mesu, isfossato dai tarros, est a forma de triangulu laccanadu, con vias impedradas. Custu drettu c'arriba a cara a pè de su montrigu de Santu Giovanni in su ghirro orientale, ma l'antisfossato pagu e nuda. Belle tutto sa domo steppian tenere sa bassa chi con la iada conforma sa scarreras. In prude sa bassa sa domo teniant unu puzzu o una chisterra a forma de rettangulu, con costados curzos attundolados, ponche gollire e impittare sa babroina. Sa domos, fregada su un terrinu in calada, fiandeva contu. Su terrinu laian terrazzadu e sa domos tenian pezzi 1 o 2 aposentos in su piano de terra. A biasa, una corte vos entrada e un aposentu, o meggius unu tauladu in supra. In sa zittade baiant istadu vinzas a su de 7 e 8 seculus pusti de Christos. Est in custa purrata chi dorra sorrestos di una gresia chi denne d'un elemento chi stidu bene e chi est una brazza po battigios a forma d'esagono, fatta impittende s'allastra de su pamentu de si stradone chi non l'impitaian prunnemmus. Cussa monastica è s'ultima purrata de sa vita de Tarros, durada 1500 annos, da sa prima aposentata Venizia a sofraigos minoreddos de son mongios bizantinos. Questo video de Tarros, come ti gusto che subito a primo a Pizzus de Monte Sirai, s'aggiuda a comprendi a come ti viante i domus e esattos edifizius più de 2000 anni a oggi. Dunque torrasu grazie a sa regione autonoma della Sardegna, s'assessora a sa cultura che sa concedi sa possibilità di da mostrare in televisione. Chi si è preso questo video e di Boresi Biri e Atrosu depesi andare in Sarrezza e digitai virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Nosu, se sull'ompiusu ancora un'orta a saccabu di questa puntata. E dunque se depesu torrai grazie a tutti i personi, i assozius e tutti i sentisi che santi aiutau a davai. Torrasu grazie a Duncas a sa regione autonoma della Sardegna, a sa sovrintendenza archeologica, poi provincias de Casteddu e de Ristanis, a su comune de Gonnesa, torrasu grazie a su comune de Casteddu e a sa cooperativa orientale che tiene in gestione su giasso archeologico de Villa Tigelio. Però depesu torrai grazie a pure a vosatros che si decidio ancora un'orta de Sisigiri e si combinausu a si torrai a Sigiri ciraghienni con un'altra puntata de Saianna de su Tempusu a Sibiri.